Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Coach, per prima cosa ben arrivato. Allora, sulla carta dove può arrivare questa Reyer? Innanzitutto grazie del benvenuto. Dove potrà arrivare? Speriamo il più alto possibile. E innanzitutto dobbiamo pensare di costruire una squadra. Quando noi avremo la consapevolezza di avere una squadra, allora potremo anche pensare di darci degli obiettivi che siano realistici. Oggi ti potrei dire vorremmo vincere il campionato, vorremmo giocare i playoff, vorremmo giocare la finale di Eurocup o qualcosa di simile, ma sono semplicemente desideri. Oggi il nostro lavoro è iniziato ieri e il nostro primo obiettivo è quello di costruire una squadra. E il tempo necessiterà del tempo e in base a quanto tempo impiegheremo per realizzare questo primo obiettivo poi potremo darci degli obiettivi concreti dove magari c'è la possibilità di alzare qualche trofeo. Lei in conferenza stampa ha detto che le piace moltissimo allenare i giovani, qui alla Reyer ce ne sono molti. Ecco, in base alla sua esperienza, come si trasmette esperienza e responsabilità a un giovane che di entusiasmo ne ha da vendere? Ma io dico una parola un po' banale, forse. Bisogna amare questi ragazzi per quello che sono e aiutarli a crescere trasferendogli competenze tecniche, aiutandoli a crescere fisicamente, a crescere mentalmente, a prepararli per affrontare quelle che sono le difficoltà del campo e le difficoltà, se hanno la fortuna di raggiungerlo, di un campionato professionistico. Per cui è molto semplice, tu arrivi qui e sei felice di incontrarli, per cui già questo è secondo me l'approccio necessario per fare un buon cammino. Un'ultima cosa, il tipo di basket che lei predilige, in tal senso quali sono i punti di contatto con coach Neven Spachia? Mi piace una pallacanestro dove difensivamente l'atletismo e la fisicità facciano da elemento impattante. Mi piace dell'attacco il ritmo e soprattutto la possibilità che ha il giocatore di leggere le situazioni e quindi avere un'autonomia nel poter prendere delle iniziative. Non un gioco stereotipato, ma un gioco molto creativo che ovviamente non può prescindere dal talento del singolo giocatore.